Ci troviamo all'entrata del parco dell'Isola dei Morti dove mercoledì è stata uccisa Elisa Campeol e qui ci dicono di solito il weekend è pieno di gente, invece come potete vedere nel parcheggio alle mie spalle dove fra l'altro aveva anche parcheggiato sia l'assassino sia Elisa ci sono pochissime macchine, la gente ha paura, ha il timore, abbiamo visto anche una signora che è arrivata in bicicletta poi ha detto non riesco nemmeno a passare questa sbarra, preferisco tornare indietro. Questa è un'oasi di pace e sapere che è successo un delitto così efferato fa male, fa male. E fa paura. Sì, fa anche paura, sì, perché non sai se si può ripetere. I cittadini oggi a fatica parlano, ma ci dicono che preferiscono non avvicinarsi al Piave, non sicuramente da soli. Sarebbe venuta qui oggi a 4 giorni dall'omicidio da sola? No, 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 assolutamente no. l'animo un po' turbato naturalmente, però io non sarei venuta da sola. Purtroppo è così, però io da sola qui non sarei venuta. Mi piace il posto perché l'abbiamo visto tante volte, ma così da soli è andare incontro anche alle cose che non si pensano. Comunque le donne sono prese di mira in modo particolare perché vediamo che tutti i giorni vengono uccise le donne. Avevo sconsigliato alla mia ragazzina, la mia nipote, di farlo, che voleva venire a fare la passeggiata così, per passare il giorno, che era a casa in vacanza. Ho detto, ma io non andrei perché ho detto, non sono bei posti da andarci così da soli. E ha avuto ragione. E ho avuto ragione. Ci troviamo sul Greto del Piave ed è proprio qui, in questo punto, che è stata massacrata Elisa, è stata colpita ripetutamente, il suo aggressore è arrivato da dietro e come potete vedere proprio in questo punto hanno lasciato una rosa, qualche fiore. Nessuno oggi, sabato, è voluto venire qui a prendere il sole. Il fine settimana ci hanno raccontato i residenti, qui è pieno di gente, eppure oggi è deserto, nonostante il caldo, nonostante il sole. Ho pensato che magari se fossi venuto qua 2 o 3 giorni prima sarebbe potuto succedere a me come a chiunque altro e cioè mi fa venire i brividi sinceramente sta cosa perché non è una cosa da sottovalutare.